Come abbiamo detto nella prolusione alla prima parte, questa opera mirabile venne realizzata dopo la morte di Pipino, figlio di Carlo Magno, avvenuta il 10 agosto 810 e sepolto a Verona. Verona e San Zeno diventano il centro culturale del regno carolingio del nord Italia. Continuiamo il racconto delle 77 formelle in bronzo che, nella seconda parte, narrano scene dell'Antico Testamento. Lontano, lontano nel tempo, nel Vecchio Testamento, fuori dal paradiso, un intreccio di alberi da frutta. Adamo dovrà lavorare con sudore ed Eva partorire con dolore. Formidabile il naturalismo di quest'ultima formella. Il lavoro dei campi, lo sfinimento a fine giornata, eppure Dio li creò per essere compagni, diversi ma complementari, non per soffrire. Il terzo artista immortalizza l'estrazione di Eva da una costola di Adamo ed il dono del pomo da parte del sapiente serpente. Eppure Dio li aveva avvertiti. Mangiando il frutto dell'albero vietato, avrebbero conosciuto la vergogna della nudità. Il terzo artista pone tra Dio rassegnato alla disobbedienza ed i suoi figli l'albero della vita, una palma probabilmente. L'esito lo racconta il secondo scultore. L'angelo li allontana con gentilezza dall'albero rappresentato con abilità artistica. Dalle foglie escludiamo possa essere un melo. Più severo è l'arcangelo del terzo scultore, che alza la spada per convincere i peccatori, tristi ma vestiti decorosamente, ad andare a germogliare la terra. L'artista, se ci è concesso il confronto, riguarda le sue formelle con gusto architettonico che anticipa quello rinascimentale. Passarono anni, secoli, millenni. Gli ebrei allora vivevano in Mesopotamia, la terra tra il Tigri e l'Eufrate, e talora facevano arrabbiare il re Nabucodonosor che, per quanto cercasse di incenerirli nella fornace, gli resistevano. Il genere umano iniziò a trastullarsi con piaceri novelli ed il Dio, spazientito, fece tabula rasa, salvando una coppia d'animali nonché la famiglia di Mosè nell'arca. La porta della barca, con polena a testa di cane, è aperta. Noè raccomanda il silenzio alle creature da salvare e, da buon falegname, prepara l'ultimo fasciame. Ora vediamo l'acqua, stabile, nonostante il movimento dell'onda, nel momento del buon annuncio. Un archetipo di colomba riporta un ramoscello d'ulivo. La pace è fatta tra cielo e terra e l'arca sarà simbolo della nuova alleanza con il popolo di Dio. Noè festeggia sotto la sua vigna. Il vino novello gli dà alla testa e s'addormenta scoprendo le pudenda. Dopo 40 giorni e 40 notti di pioggia ininterrotta,
governando la barca, con la responsabilità di riportare a terra l'umanità, aveva ben diritto al riposo. Non i figli, che scoprendone la nudità, che nell'Antico Testamento è una specie di ossessione peccaminosa, due si voltarono, Sam e Jafet, e furono premiati. Cam, l'unico che osò guardare lungamente senza scandalizzarsi, ma trasformando una situazione imbarazzante in una sonora risata, sarà allontanato. La formella è del terzo artista, come quella dell'alleanza tra Dio e Abramo. Guarda il cielo e conta le stelle, se sei capace di farlo. Altrettanto numerosa sarà la tua progenie. Per quanto formalmente bella, non ci piace che Abramo cacci Agar e Ismaele, la giovane serva che gli diede il primogenito. Naturalmente, per le miserie umane, il colpevole è chi non può replicare all'angelo suggeritore. Sara, per quanto vecchia, gli darà un figlio, Isacco. Forse un tardivo pentimento per l'ingiustizia compiuta verso Ismaele, forse preveggendo il danno che sarebbe derivato nella storia tra ebrei ed arabi, o come scrive il Sacro Libro, per dar prova di fedeltà al comando di Dio, che è rappresentato come un tiranno insicuro dei suoi sudditi. Ecco, lo vediamo che s'accinge a decapitare il figlio. Grazie a Dio, un angelo blocca l'insano gesto. Il capretto ha poco da gioire, sarà la prossima vittima sacrificale. Bello il volto dell'angelo ed il movimento delle ali e sotto l'erba scossa dal vento. Mosè, salvato dalle acque, portò in Egitto una maledizione. Il Signore colpì tutti i primogeniti del faraone al punto da indurre Mosè a trasferirsi con il popolo eletto in Palestina. Straordinario il vigore dell'azione nella parte superiore. L'uccisione dell'ultimo erede, il suo sacello, il re a capo chino che implora, e Mosè che, come ultimo gesto, lo benedice e ne ha ben donde. Lì fu salvato, cresciuto, educato, divenendo il consigliere più apprezzato, ma altro compito l'attende: ricevere sul Sinai le tavole della legge, scritte sulla pietra con il dito di Dio, e nella tenda di Aronne germoglia la sua verga. In verità, Mosè, arrivando a parlare con Dio, finì con il rasentare l'eresia. Montò su un altare con una scultura in legno dorato di un serpente. La Bibbia sostiene fosse di bronzo. Dubitiamo della qualità del traduttore. In pratica anticipò il caduceo, da sempre simbolo dei medici curanti. Chi fosse stato morso dalla serpe guardandola negli occhi sarebbe rimasto in vita. Dio, anziché mandare San Michele Arcangelo, debellatore di draghi e demoni, rappresentato bizzarramente calvo, scese nottetempo sul monte Sinai, dove Mosè dormiva, lo baciò, destandolo, e per quanto questi protestasse il diritto di scendere nella terra promessa, il Signore si riprese la sua anima. Mosè aveva compiuto il suo tempo.
altri verranno a completare l'opera. L'albero di esse servirà a risalire ai progenitori di Gesù. L'opera è certamente del terzo maestro e quello appisolato nell'eterno riposo è Abramo. Verrà Balaam, un astro di Giacobbe a cavallo di un asino dalle orecchie palmate. Salomone su un destriero, con sentenze sapienziali e proverbi che suscitano ammirazione dal tempo del suo grandioso tempio al più lontano futuro. Ben rappresentato il balzo del destriero e lo sventolare del manto del terzo maestro. Poi, attorno al IV secolo d.C., in Africa arrivò San Zeno. Zeno, dal greco Zeus, significa divino. Il primo vescovo di Verona porta quindi l'Olimpo ove l'Adige scorre. Una conclusione che coincide con l'inizio della storia. Una forma perfetta per la letteratura occidentale. Il suo simbolo sono i pesci ed è il protettore dei pescatori. Nel portale è rappresentato dal terzo maestro, in prossimità dell'acqua, impegnato a pescare con calma serafica, che rasserenerà la figlia di Gallieno imperatore, allontanandola dalla depressione. La principessa, curvandosi, mostra le sue bellezze, le vesti morbide, i fianchi attraenti, il ventre da danzatrice. È probabile che San Zeno avrà avuto il suo bel da fare a salvare dalle frotte di giovani pescecani. Un carrettiere fu salvato dall'acqua, non anche la testa del bue, perduta irreparabilmente. Noi amiamo le storie a lieto fine e questa lo è. Gallieno, imperatore grato, regala la corona a Zeno. Leggenda vuole che il santo avesse diviso il ricavato della vendita del dono tra i poveri. Belli i volti, realistici e di insolita profondità. Ci viene da supporre che un quarto maestro abbia contribuito a questo straordinario portale.